fratello Oreste è morto lontano, in terra straniera, sepolto laggiù, abbattuto e travolto dai suoi stessi cavalli. Il suo volto, irriconoscibile, dicono. E noi che non l'abbiamo mai visto, il suo volto, se pensiamo a lui, pensiamo a un bambino. E invece era un uomo. Chissà se prima di morire ci ha chiamate, io non ho potuto chiederglielo, erano tutte in cerchio intorno a loro. Elettra, noi dobbiamo andare da quegli uomini, parlare con loro. Adesso tocca a noi farlo. Sono in due, un vecchio e uno molto più giovane, ma quando sapranno che siamo le sorelle, le povere sorelle a noi diranno tutto. Che altro serve sapere? Che è morto già lo sappiamo, no? Sì, ma se ci avessero portato almeno una ciocca, una piccola ciocca di capelli, come se non fossimo più al mondo noi due. Per questo adesso noi dobbiamo dimostrare che ci siamo. Elettra? Noi due, sì. Dobbiamo farlo noi due. Ma che cosa, Elettra? Meglio oggi stesso, meglio stanotte. Ma che cosa? Che cosa? L'azione che adesso è ricaduta su di noi perché lui non può venire e che non può rimanere incompiuta. Quale azione? Adesso tu ed io andiamo ad uccidere la donna e il suo uomo. Ma sorella, parli di nostra madre? Sì, di lei e di lui. E deve essere fatto senza esitazione. Io non posso... Stai zitta! Non c'è niente da dire, niente da pensare. Tranne una cosa. Come farlo? Io? Sì, tu ed io, chi altri? Ha forse nostro padre altri figli nascosti in casa che ci possono aiutare, no? Che io sappia. Noi? Noi due con le nostre mani? Di questo lascia che mi occupi io. Ma se anche avrei un coltello? Un coltello? O una scure? Una scure! La scure! La scure con la quale nostro padre fu ucciso. Tu? Ce l'hai tu? Sì, la conservavo per nostro fratello. Ma adesso tocca a noi brandirla. Tu? E le mie braccia abbatte Egisto. Prima lui, poi lei, poi lui, tanto è uguale. Mi fai paura, Elettra. Nessuno dorme nell'anticamera. Ucciderli nel sonno e poi continuare a E vivere. per nostro padre, non è per Ma noi. ritorna in te, Elettra. Sì, molto più che sorella io sarò per te. Io da oggi sarò la tua schiava. E quando avrai le doglie, resterò giorno e notte accanto a te, a scacciare le mosche, ad attingere acqua fresca. E quando sul tuo grembo, nudo, sarà steso un che di vivo, di terrificante quasi, io lo solleverò in alto, così, perché da lassù il suo sorriso penetri nel profondo della tua anima e possa sciogliere in chiare lacrime ciò che resta dell'orrore